Polemiche dopo il Gay Pride a Treviso, dove alcune manifestanti hanno mostrato il seno sulle scalinate del Duomo. Il sindaco Mario Conte chiama in causa la questura. Nel pomeriggio la nota di rammarico della diocesi. Nuova domenica da record a Treviso, superati i 36 gradi, è il capoluogo più caldo del Veneto, raffica di anziani colti da malore, aumentati del 30% gli accessi al pronto soccorso. La carenza è cronica, ma sul fronte dei medici di base sembrano arrivare buone notizie. C'è una svolta all'orizzonte, ne arriveranno 320 entro il 2023, dice Benazzi. Minacce ai clienti di un bar in centro a Preganziol. Quando i carabinieri lo fermano, scoprono che in tasca aveva un coltello a serramanico. 49enne del posto denunciato. Rischia di essere un boomerang l'iniziativa di Eni sui distributori automatici in dialetto. I gestori scrivono al colosso rigorosamente in Veneto: pagateci di più. Monta la polemica in riva al Piave per il patrocinio dei comuni di Moriago e Sernaglia alla cerimonia commemorativa dedicata agli arditi della Grande Guerra. L'ANPI va all'attacco. Ieri il salvataggio di un 16enne di Vazzola nelle acque di Jesolo da parte di una 14enne di San Polo di Piave. Il sindaco: siamo orgogliosi di lei, si faccia avanti, vogliamo premiarla. Dal nostro archivio le immagini di 40 anni fa di un paese del Vittoriese già al tempo a rischio spopolamento. Vi chiediamo di aiutarci a scoprire di che borgo si tratta. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione domenicale dei nostri telegiornali la polemica esplosa dopo il Gay Pride di ieri in centro a Treviso, che secondo gli organizzatori ha visto la partecipazione di 2000 manifestanti. Tra queste alcune donne che hanno mostrato il seno sulla scalinata del Duomo di Treviso. Apriti cielo in tutti i sensi, è esplosa una grossa polemica con il sindaco che chiede spiegazioni alla questura. Mi sentirò con i vertici della questura di intervenire per sanzionare queste persone, che tra l'altro sono sempre le solite persone note. Inevitabili risvolti giudiziari per quelle donne che ieri sera hanno utilizzato la scalinata del Duomo per mostrarsi a seno nudo. Un gesto evidentemente provocatorio nel corso del Gay Pride, che però sta indignando gran parte dei trevigiani. Va bene manifestare, dicono in molti, ma scoprire il seno in quella che è un'area sacra è un vero e proprio sfregio ai credenti, oltre che un reato, quello di atti osceni in luogo pubblico. Ecco perché da ieri sera tutti stanno puntando il dito sul sindaco e sulla sua presunta permissività. La gente mi ferma dicendo: ma perché ha autorizzato questa manifestazione? Ecco, il sindaco non autorizza e non vieta queste manifestazioni perché non è una sua competenza. Il sindaco può decidere se patrocinare o meno, e in questo caso ovviamente non abbiamo patrocinato. Per quanto riguarda il passaggio davanti al Duomo, è una responsabilità specifica dei manifestanti, e per questo mi appello al questore perché venga fatta chiarezza su quella situazione antipatica e irrispettosa che è venuta a crearsi in città. Resta da capire come mai queste donne non siano state fermate prima o comunque coperte dal personale della questura durante l'esibizione. E mentre la diocesi mantiene la consegna del silenzio, diversa rispetto al sindaco la lettura delle opposizioni in consiglio comunale. Una forma di libertà uno la deve anche esprimere nel massimo della libertà, per cui io ritengo che le manifestazioni, purché non tocchino le sensibilità delle persone, hanno comunque diritto di essere fatte, e io ero anche perché loro potessero esprimersi per la via della città. Il Duomo sappiamo che è insomma un luogo sacro, quindi va rispettato, e su questo potevano magari essere più attenti. Nel complesso però il fatto che ci sia stata una parte della città che ha voluto comunque manifestare, io ho visto anche il passaggio, ero anche all'inizio della manifestazione, ho visto che c'era gente che li guardava un po' stranita, anche un po' divertita. Penso che comunque sia stato un messaggio che hanno voluto dare sulla piena libertà dei diritti. Poi le tette al vento magari sul Duomo potevano essere coperte in altro modo. E arriva una nota della diocesi di Treviso. Nel pomeriggio la diocesi, si legge, non entra nel merito della vicenda, ma esprime dispiacere nell'apprendere di gesti gratuitamente provocatori messi in atto sabato sul sagrato della chiesa cattedrale. Gesti che si commentano da soli, a dirlo Monsignor Giuliano Brugnotto, vicario generale della diocesi di Treviso, che aggiunge un pensiero sulla questione dell'aborto. Anche questo farà discutere. Tra i temi al
centro della manifestazione. Dispiace che un dramma complesso e di così grande portata sociale e personale per le donne che lo vivono venga semplificato con qualche slogan. Questa è la presa di posizione ufficiale della diocesi, insomma il dibattito è aperto. Veniamo alle questioni sanitarie, una su tutte, la carenza cronica di medici di base. Dall'ULSS 2 arriva un'importante rassicurazione: da qui al 2023 a Treviso, dice Benazzi, arriveranno 320 risorse. Chiediamo alla popolazione di stringere ancora per un po' i denti. Sentiamolo. Qualcuno dice dopo, io dico il 2023, fine 2023. Fine 2023 noi avremo i medici, perché sono state allargate dal Ministero le scuole di specialità, la Regione ha messo delle borse in più, quindi avremo 320-330 medici, 320 persone giovani con voglia di fare, che entreranno in servizio, che credo daranno tante soddisfazioni alla nostra popolazione. Il problema è reale, diffuso e cronico, ma stavolta la stessa ULSS 2 vede una luce, complici le nuove programmazioni di Ministero e Regioni. Solo nella Marca, del resto, l'emorragia di medici di famiglia è stata continua. In 10 anni sono diminuiti di oltre 200 unità. 1 su 10 ha circa 70 anni, a rischio cioè pensionamento. Oggi il problema esiste, io chiedo veramente ai cittadini di tenere duro, di capire. Noi faremo di tutto insieme ai sindaci per trovare una soluzione, perché veramente stiamo facendo di tutto con loro, con i sindaci, per trovare soluzioni. Noi intanto tenteremo di fare la telemedicina, credo che con quella riusciremo a dare perlomeno una risposta ai pazienti cronici. Sanità che resta alle prese con emergenze che si sommano. In questi giorni, per esempio, gli effetti del caldo intenso si fanno sentire, tanti gli anziani che arrivano al pronto soccorso disidratati e con malesseri vari. Abbiamo circa da 25 a 40 casi al giorno in più rispetto all'anno 2019, non cito neanche il 2020 e il 2021 perché a causa del Covid le persone evitavano di venire in pronto soccorso, ma rispetto al 2019 avere 25-50 persone al giorno in più sono tante. Anziani che restano soggetti a rischio per la West Nile, la febbre del Nilo, diagnosticata la scorsa settimana su 3 pazienti, 2 i deceduti con quadro pluripatologico, mentre il sistema sanitario ha rilevato per la prima volta a Treviso anche la presenza del vaiolo delle scimmie. I soggetti curati a casa restano 5 nelle ore in cui l'OMS l'ha dichiarato emergenza globale. Diciamo che usare il termine emergenza è esagerato, è chiaro che ha delle popolazioni a rischio, soprattutto i giovani che ovviamente non sono stati vaccinati per il vaiolo, però voglio dire, quando uno evita le promiscuità e fa dei rapporti protetti, io credo che effettivamente la cosa possa essere contenuta. Su possibili vaccinazioni per gli under 40, l'ULSS 2 è in attesa di direttive da parte di Ministero e AIFA. Sul fronte del Covid invece continua la fase di graduale discesa del contagio. E a proposito di caldo, anche oggi è stata una domenica da record, anche se non si sono raggiunti i picchi di venerdì. Resta tra i comuni più caldi del Veneto Nervesa della Battaglia. Oggi alle 15 Arpav ha certificato 35,7 gradi, stessa temperatura anche a Castelfranco Veneto. Treviso 36,3, si conferma la città capoluogo più torrida in Veneto. Più caldo, pensate ancora, Feltre 36,4, ma il record assoluto spetta a Noventa di Piave, oltre 37 gradi. Intanto per domani si attendono temporali forti nella parte nord del Veneto, per questo il centro funzionale decentrato della Protezione Civile ha dichiarato dalle 12 alla mezzanotte di domani la fase operativa di attenzione, quindi l'allerta gialla per criticità idrogeologica nel bacino Alto Piave, quindi prevalentemente in provincia di Belluno. Caldo e quindi incendi, 2 ieri sera nella Marca trevigiana, nell'arco di pochi minuti uno dall'altro, sono stati spenti nel corso della serata. La prima chiamata in zona Vidora ha visto coinvolti il personale di AVAB Valdobbiadene insieme ai vigili del fuoco. Dalla sede AVAB i soccorritori si sono accorti del principio di incendio all'esterno del capannone di un'officina di macchine agricole. A prendere fuoco dei bancali di legno, alcuni vetri esplosi per il caldo. L'intervento tempestivo sul posto dei soccorsi ha impedito alle fiamme di danneggiare anche l'interno del capannone. Ancora da chiarire le cause che hanno provocato il rogo. Più o meno stesso copione pochi minuti dopo in via dell'Economia a Castelfranco Veneto. Anche qui un incendio, un principio di incendio all'interno di un parco rottami.
E a proposito di incendi, ce ne sono due in particolare che stanno preoccupando proprio in queste ore. Si sono riattivati due fronti. Il primo a Lamon, è un incendio ormai che è in corso da diversi giorni. Le fiamme sono ancora attive in un'area caratterizzata dagli schianti della tempesta Vaia. Numerosi sono stati fino ad ora gli interventi dal cielo per estinguere il fuoco con il Canadair e con l'elicottero della regione, così anche a Fumane nel Veronese è ripreso un incendio su area verde. Anche a Bibione sono state domate alcune fiamme che si erano sviluppate su un'area di diversi metri quadrati. Zaia, che è intervenuto proprio in questi minuti, dice anche oggi una giornata difficile, raccomando a tutti comportamenti prudenti e responsabili. Ancora la cronaca che ci porta a Preganziol, dove ieri mattina si sono vissuti attimi molto concitati. I carabinieri di Mogliano Veneto infatti hanno denunciato un 49enne del posto che in evidente stato di ubriachezza ha minacciato e molestato alcuni clienti del bar Giornali e Caffè lungo il Terraglio. L'intervento dei militari che lo hanno condotto fuori dal locale, l'uomo ha opposto resistenza. Immobilizzato dai carabinieri, nelle tasche gli è stato trovato un coltello a serramanico. Ieri sera vi abbiamo raccontato la tragedia sfiorata di Jesolo, con una 14enne che ha salvato l'amico 16enne che stava annegando. Si tratta di una giovane ragazza di San Polo di Piave. Per questo il sindaco dice: siamo orgogliosi di lei, si faccia avanti perché vogliamo premiarla. Abbiamo avuto la notizia appunto che la ragazza è una nostra concittadina e devo dire che sono veramente orgoglioso di questo gesto e devo ringraziare da parte di tutta la comunità sampolese davvero questa ragazza per il gesto di coraggio e di altruismo che ha messo in campo. La conferma al sindaco è arrivata dalla Capitaneria di Porto. Risiede a San Polo di Piave la 14enne che ha salvato la vita all'amico 16enne, lui di Vazzola, nel pomeriggio di sabato a Jesolo. Una tragedia sfiorata proprio grazie alla prontezza di riflessi e al coraggio dimostrati dalla giovane. I due, con altri amici trevigiani, avevano noleggiato un pedalò e si trovavano a circa 100 metri dalla spiaggia quando il 16enne si è tuffato. Non vedendolo risalire nell'immediato, la ragazza si è tuffata a sua volta e lo ha individuato e preso, trascinandolo a riva con il supporto degli assistenti di Jesolo Turismo, nel frattempo intervenuti vedendo la scena concitata. Il ragazzo era in preda al panico, aveva bevuto acqua, cosciente, è stato comunque portato al pronto soccorso per accertamenti. Il sindaco di San Polo intanto si è sentito con il collega di Vazzola. Ci siamo proprio accordati per poter omaggiare questo gesto e la ragazza con una cerimonia ufficiale, con una consegna probabilmente anche di un riconoscimento, di una targa. A sua volta il primo cittadino lancia un appello alla ragazza eroina per un giorno perché si faccia avanti. Capisco che in queste situazioni poi la privacy e tutto va rispettata e vanno rispettate soprattutto le intimità familiari. Ecco, chiedo cortesemente se è possibile anche in forma privata di contattarmi in maniera di potermi congratulare di persona con la ragazza e poter poi avviare il progetto con il sindaco collega di Vazzola. Da San Polo risaliamo il Piave, andiamo a Sernaglia e Moriago, dove è polemica in riva proprio al fiume sacro alla Patria per il patrocinio concesso dai comuni ad una manifestazione di rievocazione con gli Arditi. Era il 29 luglio del 1917 quando il Regio Esercito Italiano fondò la Compagnia degli Arditi. Gente senza paura e peraltro anche senza scrupoli, che divenne fondamentale dopo la rotta di Caporetto nella resistenza del Piave. Molti di loro, come Giuseppe Voltarel di Candelù, per tutto il mitico Manareta, divennero i caimani del Piave in una guerra dove alle mazze uncinate dei tedeschi si contrapponevano i tagliagole tricolori. Arditi che furono tra i primi ad aderire ai fasci combattenti di Mussolini con relativa marcia su Roma esattamente un secolo fa. Ecco perché il ricordo di questi soldati nel Goriziano, dove da anni peraltro è un appuntamento fisso, ha oggi più che mai un risvolto politico e che questo si riverberi anche da noi per via del patrocinio alla manifestazione dei comuni di Moriago e Sernaglia della Battaglia.
A insorgere il Partito Democratico dei comuni coinvolti, primo quello di Manzano del Friuli, dove c'è il Cipo degli Arditi e dove si terranno le cerimonie commemorative. Politicamente la risposta dei sindaci di Moriago e Sernaglia è stata unanime, sottolineando che dopo un secolo sarebbe ora che la politica lasciasse spazio alla storia. Di diverso avviso chi rappresenta un territorio dove hanno combattuto non solo gli Arditi ma anche i ragazzi del 99, che dà un consiglio ai colleghi della sinistra Piave. Guarderei sempre con molta attenzione a che vengono dati i patrocini, perché sappiamo che dietro determinate associazioni si possono nascondere delle situazioni che poi sono anche difficili da gestire. Gli fa eco l'associazione dei partigiani che a Treviso sulla vicenda non va certo per il sottile. Ma ci sembra una follia, una cosa che non c'entra nulla poi con l'arditismo della prima guerra mondiale, ma c'entra col fascismo che viene dopo, che due comuni in quest'epoca, con tutti i problemi che ci sono, si mettano a fare iniziative di questo genere, ci sembra una cosa scandalosa. Vernier non nasconde la convinzione che dietro queste rievocazioni ci sia un movimento politicamente nostalgico. Intanto quello che hanno pubblicato era una foto degli Arditi del 22, quindi erano 4 anni che era finita la guerra e il 22 coincide con l'avvento del fascismo, quindi mi pare che se di una storia volevano parlare era la storia che veniva dopo. Siamo a 100 anni dalla marcia su Roma, 28, 29 e 30 ottobre, il 28 la marcia, il 29 il re aprì le porte di Roma e il 30 dette l'incarico a Mussolini. E un secolo dopo Scurati cosa ha scritto? M il figlio del secolo, questa volta rischiamo di scrivere M la figlia del secolo. Tutto fuoco sulle polveri di una campagna elettorale appena iniziata, ma che vede già al lavoro le segreterie di partito. Facciamo il punto. Senatore Vallardi, ma che aria sta tirando a Roma adesso? Aria difficile, aria di resa dei conti, ma quando si va al voto è sempre una bella cosa, si lasciano esprimere i cittadini. Il clima era insopportabile dopo 4 anni e mezzo di guerra, soprattutto con il Movimento 5 Stelle, sul quale non si riusciva a far quadrare assolutamente nulla. Questa è l'aria che tira a Roma in Parlamento, e invece in partito? Nel partito farà le sue considerazioni, verificherà, perché poi alla fine c'è una riduzione del 30% dei parlamentari, ognuno valuterà quello che hanno fatto anche i parlamentari sul territorio. Lei si rimette comunque a disposizione? Siamo nati a disposizione della gente, del territorio e inevitabilmente anche del partito. Riflessioni di chi vive da vicino le scelte della Lega per le prossime politiche di settembre. Carroccio come Forza Italia e Fratelli d'Italia a destra, o come Partito Democratico, Azione, Coraggio Italia e Italia Viva, solo per citarne alcuni dei movimenti a sinistra, in una corsa alla formazione delle liste nella consapevolezza che nulla sarà come prima. Così, se in casa Lega, oltre a Vallardi, si fanno i nomi della Colmellere e di Coin per le riconferme, ci sarebbero anche i nomi di Bitonci e Riccardo Barbisan, ma soprattutto Federico Caner per le nuove entrate. Queste cose vengono decise dalle segreterie, dalla segreteria nazionale e segreteria regionale, e penso che in questo momento nessuno sappia com'è la situazione, quindi lasciamo a chi di dovere fare il proprio lavoro. Escluso al momento che il presidente del Veneto Luca Zaia scenda a Roma, anche se i ben informati non escludono invece che possa prendere un treno più tardi, magari per il Ministero alle autonomie locali. Nomi ancora tutti da vedere per Fratelli d'Italia come per Forza Italia, con tutta una serie di incontri tra segreterie previste già nella prossima settimana. Poi c'è il Movimento 5 Stelle con Federico D'Inca non ricandidabile per il blocco sul secondo mandato, così come Riccardo Fraccarro. Partito Democratico di Treviso punterebbe a giovani nomi nuovi, anche se potrebbe esserci il ritorno di Laura Puppato per Palazzo Madama. Infine ci sono i partiti minori al centro, come Coraggio Italia del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che apre le porte ai transfughi di Forza Italia, ministro veneziano Renato Brunetta per primo. Renato Brunetta è una grande risorsa per questo paese.
Così dunque Raffaele Baratto, il deputato trevigiano di Coraggio Italia. E veniamo invece ad un altro fatto, perché hanno fatto sorridere i distributori automatici che parlano in dialetto alle pompe di benzina, ma per i benzinai trevigiani c'è poco da ridere. Così armati di carta e penna hanno scritto a Eni rigorosamente in Veneto. Sentite un po'. E ora, visto che Eni non capisce l'italiano, quando i gestori domandano scheo in P al litro, io domando anche in dialetto, chissà che sia volta buona che arriva un scheo, magari anche a do. Ho il dubbio che avevamo sempre sbagliato a scrivere Eni sempre in italiano. E ora, cara Eni, ti domando anche in dialetto, strucca il bottone e dai uno scheo ai tuoi gestori. L'arma è quella dell'ironia, ma la richiesta è tremendamente seria in un momento in cui c'è poco da ridere, soprattutto a guardare i prezzi alla pompa, seppure in lieve calo in questi giorni, ma sempre alle stelle. Armato di carta e penna, Moreno Parina, leader dei gestori di impianto trevigiani, ha così scritto a Eni, la compagnia che da qualche giorno ha introdotto il dialetto in alcuni distributori automatici. Una scelta di marketing precisa, poi replicata in ogni singola regione con il rispettivo idioma. Scrivi il codice sulla tastiera e schiaccia il tasto verde per confermare. Operazione in corso, abbi pazienza. Insomma, chi di dialetto ferisce, di dialetto perisce, e poi, a dirla tutta davvero, anche se sarebbe stata meglio, il dialetto di ogni provincia, quel di Beun non è proprio come quel di Venezia. Al di là dell'ironia, per Parina qualcuno in questi mesi ci sta guadagnando e non sono di certo i gestori. Su 100 euro spesi da un cliente su un distributore, al gestore quando va bene ne rimangono 2 lordi. Questo è il metro di misura che bisogna avere. Da qui l'appello all'inizio di una campagna elettorale che si giocherà parecchio sui temi energetici e dell'inflazione. Serve attenzione quindi per un comparto che fa muovere letteralmente il paese. Al nuovo governo, chiunque sia, chiediamo di avere molta più attenzione per il settore petrolifero, che non è l'ultimo arrivato, che non è composto da una banda di delinquenti, evasori fiscali o altro, perché noi siamo controllati sui litri che vendiamo, sul prezzo che pratichiamo al pubblico, su tutte le varie cose che riguardano l'inquinamento siamo super controllati. Un messaggio forte che Parina all'occorrenza è pronto a tradurre anche in dialetto. Sta attento, tira fuori la carta, metti dentro altri schei o scegli la pompa. Inserisci schei o carte? Parliamo adesso di sicurezza sulle strade. Ieri sera a Cessalto, cerimonia in ricordo delle giovani vittime del territorio, con il sindaco che torna a chiedere interventi urgenti per la 4. 39 ragazzi in circa una decina d'anni per il nostro comune, quindi veramente grazie a Don Mauro e alla parrocchia per quello che fanno per mantenere viva la fiaccola del ricordo. Una scultura in legno per ricordare le giovani vittime di Cessalto, quasi tutti morti sulle strade, una ferita per chi resta, per le famiglie soprattutto, ma anche per le stesse comunità. E non ultimo quello di Samantha, una ragazza di 16 anni che ha perso la vita a Salgareda. Molte volte si perde la vita in momenti tragici, in fatalità, e quindi veramente queste cose devono essere di monito per i nostri ragazzi più giovani. Per il futuro dobbiamo investire in sicurezza sulle nostre strade, dobbiamo investire verso i giovani per fargli capire quanto è importante la vita e quanto è facile perderla. Educazione stradale e infrastrutture. Il tema in un comune come Cessalto, attraversato dalla 4, è quanto mai urgente. La cronaca delle ultime settimane riporta un'escalation di incidenti con i flussi estivi che vanno a complicare una situazione già difficile. Anche per questo i sindaci dell'area continuano la loro battaglia per un nuovo approccio. Serve un commissario con grandi poteri, non solo per lo sviluppo della terza corsia, ma per tutto quello che è la viabilità anche fuori dall'autostrada. Molto spesso succedono incidenti e gli automezzi sono riversati nelle nostre strade che non possono sopportare questo carico di viabilità e mettono veramente a serio rischio, come è successo purtroppo, la vita dei nostri concittadini in bicicletta, a piedi o in auto. Da Cessalto a Casier per una singolare cerimonia questa mattina un entusiasta sindaco Cararetto ha rimesso in funzione uno dei 3 idrocronometri presenti in Italia, ma ci racconta tutto Lucio Zanato.
Sono talmente orgoglioso che un po' sono anche emozionato, perché credo che Casier, la piazza di Casier era ormai troppo tardi, ogni giorno passava era sempre troppo tardi per rimetterlo in funzione. Torna a scandire il tempo l'orologio ad acqua sulla piazza di Casier. È una delle 3 meraviglie idromeccaniche attive in Italia, e questa in particolare grazie al genio di questo signore di 84 anni. Con la caduta dell'acqua fa girare quella bascola lì avanti e indietro e dà l'impulso al pendolo. A dirlo si fa alla svelta, però qui c'è da vedere. È una macchina molto complessa. Ma dà anche molte altre informazioni sul tempo che scorre. E ci sono le lunazioni, c'è il tempo, c'è lo zodiaco, il sole nello zodiaco, la posizione del sole nello zodiaco. Cioè qua vediamo anche le fasi lunari? Sì, le fasi lunari, vede come vede lì. Una macchina che per certi versi incute addirittura un po' di timore reverenziale. Ma lei ha capito come si legge l'orario? No. Però è bello. Bello. Poi ci sono quelli che baderanno più ai rintocchi idrosonori quotidiani, perché qui tra l'altro c'è un sistema di campane, pure queste ad acqua, che è il quadrante delle fasi lunari per l'orto. Anche se sbagliamo l'una, a roba viene lo stesso. E poi c'è chi lo guarderà per i segni zodiacali e ascendenti vari. Lo sa che qui si può anche determinare l'oroscopo. Visto che ci sono i segni zodiacali. E quindi si può fare anche l'oroscopo. Vedremo, si può fare? Ok, chissà, felicità e fortuna a tutti. Installato nel 2003, quando è stata rifatta la piazza, da diverso tempo era fermo a causa del calcare sull'acqua del pozzo artesiano. Problema risolto qua dietro con una serie di filtri, ma soprattutto di questi tempi con il ricircolo dell'acqua. Un piccolo grande gioiello quindi, ma anche un'attrazione turistica. È un pezzo unico, cioè solo il pensiero che l'abbia costruito una persona solo esclusivamente facendo operare il pensiero, è una cosa che incanta a vederlo. Orologio che ha dimostrato come in fondo anche i banchieri hanno un cuore. La banca di credito cooperativo è una banca per definizione banca del territorio, quindi deve essere capace di mettere una parte dei propri proventi a servizio del territorio, come in questo caso aiutare il recupero dell'orologio. Infine c'è chi ha investito sull'orologio sperando che cambi mentalità la gente, ma anche il tempo, ma questa volta meteorologico. Questa è un'opera d'arte che funziona ad acqua, e quindi qua il miglior investimento per promuovere la cultura dell'acqua. Se dai anche un auspicio perché torni a piovere, c'è chi fa la danza della pioggia e chi invece... Se bastasse questo orologio per far cambiare idea al tempo, però mio nonno mi diceva sempre: ai tempi, ai matti, non sei che comanda. Ma tante sono le iniziative in tutto il territorio della Marca, così a Zero Branco. Riempire le piazze, riempire gli spazi, di poter dare a tutti nuove esperienze e nuove possibilità di incontro. È partita ormai la stagione estiva di Zero Branco con una serie di eventi volti a portare cittadini e turisti in piazza, tanta musica, cultura, animazione con le associazioni del territorio e moltissime attività per bambini, ragazzi e famiglie. L'estate è iniziata molto bene, abbiamo fatto il Festival dello Street Food da noi che è stato veramente un successo, c'è stata la Villa delle Meraviglie nel weekend passato, anche lì migliaia di persone che sono venuti in centro, ci sono poi anche delle iniziative che i privati mettono in campo e che danno vita e vitalità al nostro territorio. Tra gli eventi più attesi sicuramente la famosa Sagra del Peperone, prevista per la fine di agosto, molto apprezzata dai cittadini e non solo. Sarà un'edizione rinnovata che punta al rilancio della festa, ma che vuole porre attenzione maggiore quest'anno al problema della siccità e della grande sete che affligge città e campagne del territorio. Noi siamo anche un territorio ricco di acqua sotterranea, ma vediamo come l'acqua superficiale, quindi i fiumi e i fossi e i canali, in questi periodi stiano soffrendo. Abbiamo un territorio che ancora oggi riesce a rispondere nonostante questa crisi e questa siccità. Dobbiamo cercare però di dare continuità per il futuro dei nostri figli e delle nostre aziende. Un paese dimenticato si trova nei nostri archivi, negli archivi di Antenna 3. Immagini che ci riportano indietro di 40 anni, quando lo spopolamento della montagna trevigiana in particolare era già molto forte e che speriamo qualcuno riesca a riconoscere. Permesso, buongiorno signora. Buongiorno. Come va? Allora, Roma è una vergogna. Buongiorno, siamo per due parole.
È vero che siete rimasti in pochi qui? La seconda volta che ci sono andato insomma, io e mio marito. Quante persone siete qui? 2, io e mio marito. Immagini del paese dimenticato, anche per i nostri archivi che non riportano il nome di questa località. Probabilmente del Vittoriese, ma potrebbe essere anche a ridosso dei laghi di Revine, questo colmello venne visitato da Tino Giacomini e la sua troupe nel 1984. Già allora un piccolo mondo antico fatto di covoni di fieno sapientemente costruiti attorno ai pali, o il lento salire per la montagna con la gerla di Vimini costruita nelle sere d'inverno quando la televisione era il filò. Scorci che certamente il tempo ha cambiato e per questo chiediamo aiuto ai nostri telespettatori per riscoprire questo borgo perduto. Forse qualcuno riconoscerà questa porta di una stalla o queste case dove il fienile era l'attuale isolante termico delle nostre moderne abitazioni. Istantanee di un tempo che non c'è più, con le cipolle intrecciate all'aria per la conservazione. E voi avete intenzione di restare qui? Noi se la casa non l'abbiamo, abbiamo la casa qui, appositamente dobbiamo rimanere qui perché i figli non hanno il posto per noi. Quindi voi restate qui? Sì, restiamo qui, sì. Ma nonostante il benessere non fosse ancora arrivato qui, ma fossero invece i giovani scesi in valle verso il benessere, le antiche radici tenevano saldi gli ultimi custodi della comunità. Hanno detto che vogliono andare via tutti da qui. No, niente vero. Non è vero? No, vale, tutti vale. Tutti vale, non campi mia qua. Sta bene qui? Da quanti anni vive qui? Oh, aspetta. 76 anni. 76 anni? Sì. Così dunque 40 anni fa in un paese che vi chiediamo appunto di aiutarci a riconoscere perché per l'appunto non c'è il nome nemmeno nei nostri archivi. Questo il racconto del nostro Lucio Zanato. Allora non ho particolari aggiornamenti da darvi dell'ultima ora, se non che continuano un po' a preoccupare gli incendi che si sono riattivati in giornata tra Lamon nel Bellunese e Fumane invece in provincia di Verona. Delle fiamme sono state domate invece nel pomeriggio a Bibione di una giornata difficile, ha parlato lo stesso presidente del Veneto Luca Zaia. Non ho altri aggiornamenti da darvi, è tutto anche per questa edizione, ci sono le previsioni del tempo, buona serata. Da oltre 40 anni Bacifrutta c'è per te. La qualità e il risparmio Bacifrutta c'è per te. Selezioniamo il prodotto, Bacifrutta c'è per te. Benvenuti al Meteo. L'ondata rovente proseguirà anche durante la settimana. Si profilano delle temporanee attenuazioni nei prossimi giorni a causa di fasi temporalesche che coinvolgeranno dapprima i rilievi, poi anche le pianure. Eventi che porteranno un po' di sollievo dalla calura, ma non saranno rilevanti sul fronte dell'emergenza idrica. Vediamo intanto il dettaglio di lunedì 25 luglio. Sul Veneto cielo sereno o al più poco nuvoloso. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità sulle zone montane con locali rovesci possibili entro sera fin verso le aree limitrofe. Caldo eccezionale con temperature minime comprese tra 20 e 25 gradi, massime oscillanti tra i 32 e i 38 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui prevalenza di sole. Sarà possibile qualche addensamento sulle Alpi con occasionali acquazzoni. Temperature minime tra i 21 e i 24 gradi, massime sui 34-36 all'incirca. Infine spostiamoci sul Trentino Alto Adige. Soleggiato nel pomeriggio ma soprattutto in serata, qualche temporale a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 19-20 gradi, massime sui 37 gradi. Dal Meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Da oltre 40 anni Bacifrutta c'è per te. La qualità e il risparmio Bacifrutta c'è per te. Selezioniamo il prodotto, Bacifrutta c'è per te.